Sport. La Roma conduce sempre per 1-0 sulla Lazio, 75.000 circa gli spettatori, giornata grigia che minaccia pioggia, l'arbitro è Menicucci. 0-0 dunque nel primo tempo fra Ascoli e Perugia, ma gran gioco soprattutto da parte dell'Ascoli che dopo un avvio impostato sulla prudenza ha poi decisamente preso l'iniziativa. Il risultato del primo tempo 0-0 fra Ascoli e Perugia. Moretti Ferretti scusami, ti devo interrompere perché il gioco in questo momento è fermo in quanto l'arbitro Agnolin che dirige l'incontro ha concesso un calcio di rigore per la formazione nerazzurra. Rincorsa, tiro di Altobelli, parata di Albertosi ha parato, il vecchiaccio è riuscito a fare una cosa eccezionale. Ferretti, ti devo interrompere anche da Vicenza, sono Giotti, il Vicenza ha raddoppiato proprio in coincidenza con la parata di Albertosi sul rigore per l'Inter. È stata un'azione in contropiede travolgente di Rossi sulla destra. Pertanto al sesto minuto della ripresa Vicenza 2, Torino 0, a te la linea. Un attimo Roma, qui è lo studio a Torino, Juventus in vantaggio sul Napoli 1-0, rete di Tardelli sul passaggio di Bettega. Un giro per il solo risultato finale, Sandro Ciotti. 2-2 il finale tra Vicenza e Torino, a te Ascoli. L'Ascoli l'incontro è appena terminato con il risultato di 0-0 fra Ascoli e Perugia, a voi Avellino. Ripeto il finale, Avellino 0, Bologna 0. Puntata speciale di Football Crazy, storie di uomini e di gol, dedicata alla prima edizione di Gol a Grappoli, e ci scusiamo per le parole, dedicata ai 50 anni di tutto il calcio, minuto per minuto, che si è svolta nello scorso weekend qui a Cormons. Una grande cornice di pubblico, grandi personaggi, 1 o 2 giorni full immersion di un calcio che non c'è più. E allora per riassumere in questi 10 minuti il nostro appuntamento sentiamo da Massimo Falato un po' le emozioni e non solo di questa manifestazione. Perché è facile ringraziare coloro che hanno partecipato, ma dietro ci sono delle persone, poche come si dice, ma buone, che senza il loro contributo a gratis, lo sottolineiamo a gratis, probabilmente non saremo qui a parlare di questa manifestazione. Speravo ancora meglio e la soddisfazione è comunque tanta e da parte del comitato organizzatore. Ieri sera ci siamo poi abbracciati e dati una stretta di mano reciproca perché ci siamo resi conto che il lavoro svolto, il lavoro fatto, intrapreso in questi mesi ha dato i suoi frutti. E la soddisfazione è stata grande perché abbiamo avuto un grande riscontro secondo noi dal punto di vista mediatico, cioè i mass media, carta stampata e televisione hanno fatto un grandissimo lavoro, io li ringrazio fin d'ora per quello che hanno fatto, per l'appoggio che ci hanno dato, però bisogna sempre migliorarci. Senti, questo è stato il primo anno, no? Il primo anno che ha già gettato le basi per una seconda edizione di Gol a Grappoli, questa volta dedicata ai campioni della nazionale friulani e diciamo così veneto-giuliani, insomma della nostra regione, e il prossimo anno siete già al lavoro. Siamo già pronti, ieri sera il triplice fischio è stato dato alle ore 23 e siamo già pronti per la preparazione per la prossima partita, ovvero sia l'idea del comitato è quella di creare una manifestazione nuova, il DNA sarà lo stesso, quindi comune denominatore con la precedente il calcio, i grandi campioni, e vorremmo portare a Cormons una virtuale nazionale di friulani che hanno, come dicevo, vestito la maglia azzurra, accoppiata magari a qualche vino che ha fatto la storia del nostro territorio. Ecco, ieri sera abbiamo visto grandi personaggi, ma insomma in tutta questa 2 giorni si è visto grande calcio qui a Cormons, personaggi importanti da Alfredo Provenzali, Livio Forma, Ezio Luzzi, tanto simpaticissimo anche la battuta finale col sindaco, e poi anche altri giornalisti, insomma, al di là di Bruno Pizzul che sappiamo un po' il padrone di casa in un certo senso, col Monese Doc, però quello che ho notato tra il pubblico è stato l'entusiasmo. Ma l'entusiasmo perché era spinto da un grandissimo senso di nostalgia, di voglia di sentire queste voci che noi abbiamo personificato nelle nostre domeniche pomeriggio, vederli lì è stata un'emozione grandissima. Io non ti nascondo che quando ho accompagnato in macchina Provenzali e parlare con lui del tempo, delle cose normali e quotidiane, con quel timbro di voce, con quel tono, con quel modo di parlare, è stata per me una grandissima emozione. Penso che sia la stessa emozione che hanno provato gli spettatori ieri a teatro, che era poi l'obiettivo di noi come comitato di creare in ognuno degli spettatori, cioè avere nostalgia di queste cose. E poi quello che conta, insomma, abbiamo scoperto tante cose, poi delle persone veramente umane, no? Dei giornalisti che hanno fatto storia, che hanno fatto carriera, hanno fatto crescere questo sport, e anche grazie a loro io stesso sono qui che parlo, perché insomma ero bambino quando li seguivo e adesso ho la fortuna insomma di fare il loro mestiere. Si cerca sempre di fare bene, chiaro, mai copiare al 100%, si cerca di fare come si può. Gol a Grappoli 2011.
Beh, Gol Aggrappoli 2011 sarà, secondo me, se riusciremo a farla, un'edizione ancora più scoppiettante, e se qualche ospite in questa edizione è mancato ce ne scusiamo, ma non è stata questa causata dalla nostra incapacità, ma defezioni fisiologiche. Quando tu inviti 20 personaggi di questo calibro è chiaro che qualcuno all'ultimo momento può mancare. Ce ne scusiamo con tutti, ma non è un problema. Per il prossimo anno abbiamo avuto già verbalmente la promessa di Tiziano Crudeli e di Provenzali di darci una mano, di contattare nuovi giocatori, nuovi campioni e dare sempre il meglio, perché Cormons può offrire per tutti grandi cose. Tra l'altro il prossimo anno non sarà anno mondiale, dunque di conseguenza c'è la possibilità di avvicinare ulteriori personaggi. Esatto, questo è il nostro obiettivo, ripeto. Il comitato con gli amici Matteo, Sandro, Vittorio, Paolo sta già preparando. Ieri sera alle 2 di mattina, bevendo l'ultima birra assieme a Provenzali che fumava la sua proverbiale sigaretta, ci siamo dati la promessa di rivederci a breve e cominciare a lavorare per il prossimo anno. I primi complimenti che ti sono arrivati, ma diciamo così anche qualche critica che ti è arrivata. Beh, allora, si può fare sempre meglio, come dicevo in apertura di trasmissione. I complimenti forse ce li siamo fatti fra noi del comitato, perché non pensavamo di riuscire a raggiungere quel livello. Le critiche sono state tutte costruttive, quindi limare qualcosa nella regia e sul palco, migliorare quelli che sono l'interdisciplinarietà tra gli ospiti e affinare qualche piccola cosa, ma ripeto, siamo dei dilettanti non allo sbaraglio. La professionalità è stata data dall'entusiasmo e dalla grande coesione che c'era nel gruppo, al quale io do un grandissimo riconoscimento, perché ripeto, l'idea può venire da una persona singola, ma se poi non viene concretizzata dal gruppo resta fuffa, come dicono le persone. Senti, io l'altra sera e soprattutto ieri pomeriggio sentivo, ieri pomeriggio per chi parlo di sabato, dunque ieri pomeriggio per noi siamo già al 2 giugno, dunque di conseguenza è passato qualche giorno. Però c'è stato cantina aperta in questo weekend e così, spulciando da bravo cronista di provincia, come si dice in questi casi, ho intercettato qualche commento, c'era anche la Elda Felluga tra l'altro che ha dato una mano a livello di ospitalità eccetera, e voci di corridoio, come si dice, dicono che potrebbe esserci qualche abbinamento, no? Ma sul vino tu dici? Beh, sicuramente l'idea potrebbe essere sempre quella, cioè il motivo è questo. Quest'anno abbiamo avuto una grandissima collaborazione con i produttori della zona. E quindi l'idea di fare Italiani Mondial potrebbe avere un sottotitolo tipo Azzurri, Bianchi e Rossi che il mondo ci invidia, quindi unire i friulani che hanno vestito la maglia azzurra con i vini bianchi e rossi che veramente il mondo ci invidia da un punto di vista di qualità. Cosa dobbiamo aggiungere per concludere questo intervento? Grazie a tutti, grazie ai cormonesi che sono venuti qua a teatro in queste giornate, in piazza 24 maggio a vedere la mostra della Cormonese, ma soprattutto grazie a tutti i giornalisti che sono venuti qui a Cormons, ci hanno ringraziato e hanno ringraziato il comitato che li ha supportati ogni giorno, ogni minuto della loro permanenza. Quindi secondo me va un grazie meraviglioso a tutto il comitato organizzatore. È tutto per quanto riguarda questa puntata speciale di Football Crazy, storie di uomini e di gol, dedicata a Gol Aggrappoli, 50 anni di tutto il calcio, minuto per minuto. Per quanto mi riguarda, ringrazio ancora tutti voi per l'attenzione e non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Alla prossima!